Amica, amici, buonasera. Vedete questi animali che state vedendo adesso? Questo non cambiano mai. Fra 100 anni restano sempre come sono. Muoiono, poi vengono i figli, però non c'è mai un miglioramento. Noi vogliamo fare tutto. Abbiamo €1, vogliamo 2, abbiamo 4, poi facciamo 8. E comunque delle volte noi dobbiamo essere quelli che noi siamo, accontentarsi di quelli che noi siamo e contentarsi di quello che noi abbiamo. Questa purtroppo è la vita e nessuno deve sottovalutare altre persone. Noi non siamo in grado di dire chi è meglio e chi è peggio. Non mai sottovalutate le persone, perché quelle persone crediate che non sono niente, e quelli possono dare qualcosa. E invece quello che crediate che ci vogliono bene, quelli ti fanno male. Comunque questa purtroppo sarà la vita. Amiche, amici, quando avete veramente una bella moglie, un bel marito, tenetevelo caro caro, non lo tradite mai, voletelo bene, perché la cosa più importante della nostra vita è proprio l'amore di coppia, la famiglia, i bambini e la salute. Questa è la cosa principale nella vita. Poi se voi non mi volete credere, fate quello che vi pare, io la penso così. E poi quando uno dei due nasconde il telefonino, nasconde la chat del computer, e allora là c'è un campanello di allarme, là dovete stare attenti. Dovete stare attenti, perché vi nasconde qualcosa, come dice, condividere tutto quello che esiste, bisogna tutto condividere. Uno dei due che non fa questo vuol dire che non è giusto. E a volte non è mai ricapitato che noi abbiamo un nemico in casa, l'abbiamo a vita e nessuno dice niente. L'ultimo a sapere, sai chi è? È il marito o la moglie. Sono queste cose, bisogna essere sempre attento e pensare a volersi bene. Quando veramente vedete una persona che non sta bene, può essere un familiare, può essere un amico, può essere una sorella, un fratello, statene sempre vicino, non lasciatelo mai da solo, che può combinare tante cose. Ricordatevi che con una parola puoi salvare una persona e per una parola puoi passare una persona. Cercate di essere sempre vicini, non mai sottovalutate. Dice, ma quello che mi cerca mi frega a me. Vi ricordo una sera, mentre che io facevo uno spettacolo musicale dentro un grande locale, c'erano oltre 400 persone, e c'era un giardino grande fuori, e poi vicino al giardino c'era un passaggio pedonale che passavano centinaia di persone, e c'era un ragazzo che piangeva, poveretto, e nessuno si fermò a chiedergli cosa aveva. Io dovevo suonare, andavo da un tavolo all'altro perché mi disse il padrone, io voglio fare senza amplificatore, mi piace musica tutta dal vivo. E dico va bene, dopo ho fatto un po' di pausa, un po' di intervallo, sono andato da questo ragazzo. Ho detto, ma scusi, ma perché piangi? Dici, io voglio morire, non voglio più vivere. Dico, ma perché? Cosa ti è successo? Io
No, così così, io ero fidanzato con una ragazza, quella mi ha abbandonato e non voglio più vivere. Dico, ma perché potevi parlare con tuo padre, con tua madre, e dicevi qualche cosa? Disse no, io ho parlato con mio padre e mi ha detto sono fatti tuoi, non mi interessano queste cose. Io gli ho detto non ci pensare con questa ragazza, questa non era una ragazza che faceva per te, questa era una pazza, era una donna che non faceva per te, è meglio che se n'è andata, come si dice, è meglio perderla e non trovarla. Gli disse, fra qualche giorno tu incontrerai un'altra ragazza più bella di quella e dopo vieni da me e mi dici avevi ragione. E così è stato. Dopo mi ha detto se avevo un padre come lei era tutto più facile. Purtroppo non siamo tutti uguali. E gli ho dato i numeri di telefono, si è calmato, poi dopo un mese mi chiamò al telefono, mi disse Carmelo io voglio un contratto, voglio vederti, vieni là dove ci siamo incontrati quella sera. E ho dato l'orario, sono andato lì e ho detto io ti voglio pagare un pranzo perché sei stato molto, molto bravo con me, io non sono stato bravo con te, sei stato tu che sei stato bravo con te stesso, io solo che ho detto queste parole. Ho detto non c'ho tempo, andiamo a prendere un caffè, poi si è presentato con una bella ragazza, io ero veramente felice che l'avevo aiutata a questo punto. Così si deve fare amici cari, non bisogna abbandonare le persone quando le persone hanno bisogno, bisogna aiutarle. E se no siamo fregati, queste persone stanno sempre più male. E se veramente quando una persona vi piace, ma non pensate, dici ma che mi frega se può domani, se può dopodomani, non pensate, guardate che la vita è corta, la vita è breve, non c'è niente per scontato e nessuna garanzia noi possiamo avere su queste cose. Se una persona veramente vi piace, pensate adesso è la vita, ieri è passato e domani, e chi lo sa cosa viene domani? Nessuno lo sa. E mettetevi con persone che non sono sbagliate, però a volte si cercano tutte le persone sbagliate. E voglio dirvi ancora, non pensate solo ai soldi, guardate che i soldi ci fanno stare male, i soldi servono per vivere, non servono per distruggere la vita. Quando deve pagare qualche bolletta, deve pagare questi sono i soldi. Però i soldi questa diventa una malattia, questa diventa una malattia. Vi voglio raccontare una favola, c'era una donna, posso dire anche il paese, di Torre Orsai, questa andava scalza, non usava mai le scarpe, e lavorava e c'aveva qualche animale, lavorava sempre alla terra, non usava mai le scarpe. Poi questa donna, quando è venuta a mancare, la figlia è trovato 1.000.000 di euro. Ma mi potete dire queste persone che vita hanno fatto? Bisogna vivere, la vita bisogna vivere, o giorno per giorno. Non bisogna mai rimpiangere quello che hai fatto. Amiche, amici, come vedete oggi, senza una qualifica, senza una laurea, non si può fare niente, niente. Io ho fatto tanti lavori nella mia vita, lavori anche specialisti, con specializzazione, però non avevo una laurea, non avevo niente e oggi l'ho fatto prima, anni passati, ma adesso non si può fare più. Io faccio un volontariato, come ho detto che io ho studiato astrologia da bambino e voi forse non ci credete, ma non importa, non fa niente se non credete, io ho fatto questo. E allora ho fatto un corso per visitare gli ammalati, malati che soffrono di mente, e mi occupo anche di andare una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, vado a visitare una clinica. E poco sere fa sono andato a visitare questa clinica, c'è una sala grande che ci sono biliardi, ci sono tanti giochi,
gli ammalati, i giovani che fanno tutto, tante belle cose fanno le tende. Poi sono andato lì e c'era una persona che ne ci mancava, ho detto ma i German dove stanno? E dice i German sono 3-4 giorni e non l'abbiamo visto. Ho detto va bene, allora lo vado a cercare. Io sapevo già la sua stanza dove era recuperato. Ho passato prima dall'ufficio dei dottori, ho detto German come stanno? Dice sono 3-4 giorni che non vuole parlare, non vuole vedere nessuno. Ha detto senza che ci vai, che quello si è chiuso dentro, non vuole parlare. Io ho detto va bene, dottore, io ci provo. E si aveva chiuso con la chiave, si aveva chiuso da dentro con la chiave, dentro la porta non me lo voleva far entrare. Ho detto, Germano, vedi sono Carmelo, fammi entrare per favore, parliamo, ma no, non voglio vedere nessuno. Ho detto, ti prego, fallo. E allora questo mi ha aperto la porta, piangeva, poveraccio. Ho detto, ma che cosa ti è successo? 3-4 giorni fa è venuta mia sorella e mi ha raccontato che la mia ex moglie, i giudici gli hanno dato la villa. Ho detto, Germano, ma che ti frego? Gli ho detto, che ti frega della villa? Pensa alla salute, tu stai bene, ma non te ne fregate la villa, basta che stai bene. Poi ha fatto un segno di sorriso, ho detto andiamo a fare una passeggiata, andiamo a giocare una partita a biliardo. E poi è uscito, poi quello doveva rientrare alle 9 di sera, perché loro avevano un orario là, Abbiamo stato poi le 9 di sera, l'ho portato là dentro la sua stanza e poi ho incontrato, c'era ancora il dottore, mi ha detto il dottore, dice Carmelo, come è fatto a parlare questa persona? Questa si è chiusa dentro. Dico non lo so dottore, io ho anche io un mestiere, non lo so. E così via. E noi a volte facciamo qualcosa di bello, qualcosa che ci interessa, noi ci chiudiamo dentro e quello a odiare le persone, essere invidiosi, questo non lo dobbiamo fare, dobbiamo essere una famiglia, dobbiamo essere tutti amici. A me non mi piace mai una persona, la devo odiare, gli devo volere del male, perché non sono fatto così io. E spero che siate anche voi come me. Mi dovete credere come sono stato contento quando ho riuscito a portarlo fuori questa persona, veramente è una soddisfazione, questa è la soddisfazione della mia vita. Gli soldi, diciamo, servono che deve pagare bollette, deve pagare, questi servono anche i soldi. Però quando si vive e riesce a vivere, che ci deve pensare? Non si deve pensare a niente, la vita breve, non lo so come voglio raccontare. Fate voi a piacere vostro, come vi sentite di passare la vita, io non posso dire più di tanto. E non chiudetevi dentro, parlate con le persone, sempre con persone fidate però, ci sono persone che parlano e ti prendono anche in giro. Questo non è facile, guardate, questa è una cosa molto molto difficile. Come vedete io non è che io ho tanto tempo, anche io trovo il tempo per visitare queste persone, io faccio anche un po' di musica ancora, non è che io ho manco tanto bisogno, però come si dice, una cosa in più, un euro in tasca fa sempre bene. E mi piace divertirmi, mi piace con gli amici, mi piace anche, non lo so, a trasmettere con altre persone, a raccontare favole, a raccontare cose belle, anche cose brutte, bisogna anche parlare, se ci sono cose brutte bisogna anche parlare con queste cose brutte, perché nella vita fanno parte anche questo, non è che vediamo sempre cose belle, ci sono anche cose brutte. Io posso dire una cosa, io nella vita ho odiato solo 2 persone, e queste 2 persone, uno la violenta sui minori e un altro è stato troppo cattivo, io da bambino l'ho sempre odiato, adesso non c'è più, è scomparso, però ancora non è che io l'ho perdonato, io sono tipo solo queste cose e poi ho perdonato tutto, in qualsiasi cosa ho sempre perdonato, neanche uno che diciamo mi spara un colpo con una pistola e non mi ammazza, e lo perdono, sono fatto così io. Però quelle 2 persone erano cose ancora più gravi che non poteva mai perdonare.
mi scusate se sono un po' così, però sono fatto anche io, ho anche i miei difetti, per carità, io non è che è tutto volo quello che mi vedete. E cercherò sempre di fare cose belle, cercherò sempre di aiutare le persone, quelli che hanno bisogno. E io non do nemmeno quando raccogliono soldi che devono aiutare la carità, che devono aiutare gente. Queste, guardate che questi aiutano ben poco, questi che raccogliono soldi, questa è la maggioranza, se la pappano loro. Se vedete per strada, non so, una persona che muore di fame, avete un panino tagliato a metà, questa è una cosa bella, questa è una cosa che si può fare. Mandare soldi lontano, non si sanno mai dove vanno. Poi ognuno è padrone di fare quello che vuole. È padrone di fare quello che vuole, scusate, a volte anche io sbaglio, perché sono anche io un essere umano. Io vi ringrazio veramente e guardate sempre questi video, cercate di capirmi, non vi chiudete dentro. Dite a questa persona, questo è ignorante, non vi credete che sono ignorante, qualcosa la so fare anche io. E non è che voi sapete fare altre cose. Io faccio questo, voi fate, noi siamo tutti uguali, non c'è una persona bella, non c'è una persona brutta. E quello piace quella chiatta, a uno ti piace quella secca, a uno ti piace un uomo gatto, a uno ti piace un uomo basso. Questa è una cosa, sono tutti gusti, però nessuno è più simpatico di un altro. Questa è la mia verità, questo è io che penso. Vi ringrazio a tutti, vi auguro tutti una buona notte, sempre allegra, felici e contenti, e amate sempre le persone. Amatevi voi stesso per amare altre persone. Grazie e buonanotte.